Ma come si spiega che affrontando i casi più complessi, essendo i terminali, con il rischio più elevato, con le assicurazioni che dobbiamo fare più elevate degli altri, come si spiega che i medici di Padova siano i peggio pagati del Veneto? Pagati la metà o addirittura un terzo rispetto ai colleghi veneti con lo stesso incarico, quegli stessi colleghi che spesso mandano proprio a loro i casi più difficili perché hub d'eccellenza. Un'eccellenza indiscussa dimostrata dall'azienda ospedaliera di Padova anche in tempi di Covid. E a proposito di Covid, l'ennesima amarezza, il bonus deciso dal governo per premiare il personale ospedaliero per gli sforzi in quei 100 giorni di trincea vale dai 40 centesimi all'euro e 40 all'ora al netto delle tasse. Briciole da propaganda politica, commenta il presidente padovano dell'Associazione Nazionale dei Primari Ospedalieri, premio che ha visto esclusi tra l'altro universitari e specializzandi, pur chiamati a svolgere il lavoro di volontari nei reparti Covid, non certo senza rischi per sé e le loro famiglie. Abbiamo medici ospedalieri che si licenziano dall'ospedale per andare a fare i pediatri libera scelta, per andare a fare i medici di base o la specialistica ambulatoriale. E la Regione, che l'anno scorso, con un emendamento al bilancio, aveva deciso di stanziare per l'azienda ospedaliera di Padova 6 milioni di euro per equiparare il trattamento economico dei medici padovani alla media degli altri veneti, è stata stoppata dal Consiglio dei Ministri, che ha impugnato l'emendamento dinanzi alla Corte Costituzionale. Dove sta la politica? Perché è un problema che non riguarda i medici, perché i medici un lavoro lo trovano, se non in ospedale si licenziano, vanno a trovarlo sul territorio, nelle case di cura privata convenzionata o all'estero, quindi non è un problema dei medici. Il rischio, dottor Avruscio, è impoverire una sanità che è eccellenza. È proprio così, perché poi il problema è della cittadinanza, è degli utenti, è dei pazienti che poi arrivano in ospedale, da chi poi sono curati. E intanto, così, ed è l'aspetto più inquietante per i cittadini pazienti, primi fruitori, continua la fuga dei medici dagli ospedali.